Le lingue ufficiali possono avere un ruolo importante nelle relazioni ufficiali e nella pubblica amministrazione. È stato ribadito oggi a Udine in un confronto promosso dall'Arlef che ha riguardato il friulano, il catalano e il sardo. In un contesto europeo in cui poche lingue occupano gran parte dello spazio pubblico, molte altre restano ai margini. Secondo il presidente di Arlef, Eros Cisilino, non è però il caso del friulano. Noi viviamo il nostro ambiente anche attraverso la nostra lingua e credo che quindi in una epoca dominata da una comunicazione globale dove alle volte ci si esprime anche per geroglifici, la lingua locale abbia degli enormi spazi per poter essere utilizzata anche nella parte più ufficiale, quindi nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo fatto diversi progetti in questo senso anche con la Slovenia, i più recenti Slovenia, Croazia, ma soprattutto la possibilità di avere degli strumenti certi. Mi riferisco alla certificazione linguistica che viene data dalla Università di Udine e appunto questa possibilità di poter essere utilizzati nel massimo della ufficialità e che credo che sia quello che anche lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia indichi.